Tragedia nel pomeriggio a Loreggia, quindicenne in bicicletta travolto e ucciso da un'auto, e a Rosane la notte, 38enne muore in scooter, è la 31esima vittima in sella alla moto in Veneto in 4 mesi. Vacanza tragica in Trentino per una 62enne di Saonara, scivola durante un'escursione, batte la testa e muore Katia Ferina, era la bibliotecaria del paese. Maltempo e calo termico in arrivo. Da mezzanotte scatta l'allerta gialla in tutto il Veneto per temporali, vento e grandine, previsti soprattutto tra il pomeriggio di domani e venerdì, possibili fenomeni intensi. Incendio scoppia in una camera al 5° piano, paura al Novotel di Mestre, fiamme e fumo costringono all'evacuazione dei 434 ospiti, 160 dei quali minorenni. Armato di coltello, 40enne fuori di sé, entra in un bar dopo una zuffa in strada e minaccia di morte la titolare. Momenti di altissima tensione a Mestre, l'uomo bloccato dalla polizia. I lupi azzannano e uccidono il loro cane, paura in Val Robina, frazione di Bassano, dove la famiglia colpita dal branco racconta: terrorizzati, nostro figlio non esce più di casa. Turismo in Veneto, giugno con segno più, dopo un primo semestre 2025 di calo, dal mare alla montagna, alberghi in ripresa. Oltre 500 tifosi anche da fuori Treviso al Palaverde per il raduno delle campionesse dell'Imocco Conegliano. Le pantere imbattibili non sono stanche di vincere. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e partiamo da una notizia di cronaca, un dramma che si è consumato nel pomeriggio a Loreggia in via Malfattini all'altezza di un attraversamento ciclopedonale dello Stiglia. Erano circa le 17 quando un ragazzo di appena 15 anni, di cui non è stata ancora diffusa l'identità, è stato investito da un'auto mentre era in bicicletta. Immediati sono scattati i soccorsi, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale e della Federazione del Campo Sampierese che stanno conducendo le indagini. La strada è al momento chiusa. E sale a 31 tra l'altro il bilancio dei motociclisti morti in Veneto negli ultimi 4 mesi. L'ultimo dramma a Rosà nel Bassanese, a perdere la vita è stato un 38enne. Si allunga ancora la scia di sangue sulle strade, vittime, i motociclisti. Diventano infatti 31 i centauri che hanno perso la vita in Veneto negli ultimi 4 mesi. L'ultima tragedia è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì a Rosà, nel Vicentino. La vicenda però ha i contorni del giallo. La vittima è Cristian Alberti, 38 anni, di San Pietro di Rosà, trovato a terra di fianco allo scooter in via Pacelli da alcuni automobilisti di passaggio che hanno allertato il 118 all'1:35. I sanitari di Bassano sono arrivati sul posto, trovando il motociclista in gravi condizioni. L'hanno stabilizzato sul posto, quindi trasferito in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove purtroppo è espirato poche ore dopo. Un incidente che si è trasformato in giallo in quanto nessuno avrebbe visto cos'è accaduto, con i vicini che tra finestre chiuse e condizionatori accesi non hanno sentito nulla, compresi quelli che abitano nelle case più vicine al luogo della tragedia. A effettuare i rilievi e a indagare sulla dinamica i carabinieri, che sono alla ricerca di testimoni o di immagini di telecamere della zona. Ora sono diventati, come detto, 31 i motociclisti morti in Veneto negli ultimi 4 mesi e metà di loro avevano meno di 30 anni. Colpite in pratica tutte le province, da Verona a Venezia, da Treviso, anche se un motociclista della Marca in realtà ha perso la vita in Croazia, a Vicenza. Ultimi, in ordine di tempo, i 2 sedicenni travolti ad Arzignano. Notte concitata invece a Istrana, proprio nella Marca trevigiana, dove un'auto è piombata nel giardino di una casa a ridosso di una rotatoria. Questa notte, appunto nel cuore della notte, ho sentito un forte boato e ovviamente l'ho collegato subito a un incidente. Come spesso accade qui in questa strada, purtroppo la gente corre troppo. E proprio la velocità folle potrebbe essere all'origine della spaventosa carambola che ha portato l'auto condotta da un 31enne trevigiano a piombare letteralmente nel giardino di questa abitazione privata in via Postioma Istrana, a ridosso della grande rotatoria sulla Postumia Romana.
È l'1:30 quando il mezzo, come un proiettile, prima abbatte un palo della luce sulla rotonda, poi finisce contro il muro della casa dall'altra parte della carreggiata, scavalcando il marciapiede. È qui che la corsa, anziché fermarsi, quasi accelera, con l'auto che viene catapultata nel giardino interno tra i rami della vegetazione, una traiettoria impazzita. In casa c'è il proprietario, l'allarme immediato, inizialmente nemmeno i residenti riescono a capacitarsi della dinamica. Ci facevamo delle domande perché abbiamo detto ma se vanno sempre dentro. A un certo punto ho detto guarda che la macchina è finita dentro nel giardino. Mi fa ma come nel giardino? Sì, perché vanno dentro, dopo siamo scesi, quando era già arrivata l'ambulanza e i vigili del fuoco siamo scesi e abbiamo visto proprio che la macchina era dentro nel giardino della casa. Sul posto operatori del SUEM 118, carabinieri e vigili del fuoco, sono questi ultimi a estrarre il 31enne dalle lamiere e poi con l'autogru a recuperare la carcassa del mezzo, praticamente irriconoscibile. La situazione sembra critica, ma l'uomo si salva e una volta in ospedale viene dichiarato fuori pericolo di vita. Gli è andata bene in questo caso e siamo tutti felici, però decisamente qui i guidatori sono sempre e ultimamente fuori controllo, non rispettano i limiti e corrono decisamente troppo. Io ho anche una dashcam, ogni tanto mi fermo a vedere i filmati e si vedono di quelle manovre. Comunque sì, come ha già detto lei, questi sono 2 rettilinei, quindi vi lascio un po' immaginare. Manovre azzardate. Beh, anche sì, comunque si corre perché appunto c'è il rettilineo, è libero e c'è chi si lascia andare. Un po' di attenzione per la strada bisogna metterla perché altrimenti veramente è peggio di un bollettino di guerra. E stava trascorrendo invece qualche giorno in Trentino la 62enne di Saonara, morta ieri dopo essere scivolata durante un'escursione. Dramma lungo il sentiero delle grotte nel cuore delle Dolomiti di Brenta, in Trentino, nel comune di Molveno. La vittima è Katia Ferrin, 62 anni, residente a Saonara, dove, dopo la pensione, era volontaria nella biblioteca comunale. La donna, percorrendo il sentiero, per cause ancora da accertare, è caduta sbattendo la testa su una pietra. Sul luogo dell'incidente sono arrivati immediatamente i soccorsi con l'elicottero della Guardia di Finanza. Per la donna, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. La 62enne stava facendo un'escursione con il marito, che ha prontamente lanciato l'allarme dopo che lei aveva perso l'equilibrio e aveva sbattuto la testa. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente per capire se si sia trattato di distrazione o di un malessere. La salma di Katia Ferrin è al momento all'obitorio di Molveno, ma verrà trasferita a Padova a breve. Non è ancora stata fissata la data dei funerali, che dovrebbero tenersi entro la fine di questa settimana. Katia Ferrin, originaria di Sant'Angelo di Piove di Sacco, ma residente da anni a Saonara, era molto legata alla sua comunità, aiutando come volontaria durante le feste parrocchiali del paese, oltre al suo ruolo nella biblioteca civica. Una donna molto vivace, molto presente, molto allegra e che sicuramente ha segnato tutta la comunità questa perdita di Katia. E come sindaco e come rappresentante appunto di questi territori mi sento di essere vicina davvero al marito. Erano una coppia molto affiatata e non avevano figli, ma erano molto uniti fra di loro e quindi sento di esprimere appunto il massimo cordoglio nei confronti appunto di tutta la famiglia, in particolare appunto del marito. In arrivo ci sono maltempo e crollo termico. La Protezione Civile regionale ha fatto scattare l'allerta gialla su tutto il territorio del Veneto dalla mezzanotte di oggi a tutto venerdì per la perturbazione in arrivo da ovest che porterà precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio e temporale, con possibili fenomeni localmente intensi, comprese le grandinate, specie giovedì, e in pianura quantitativi localmente anche abbondanti, una situazione comunque in continua evoluzione. Allora paura in tarda mattinata al nuovo hotel di Mestre per l'incendio divampato da una delle stanze, evacuate centinaia di persone.
Abbiamo visto il fumo, sentito le sirene e il personale dell'hotel che ci diceva di uscire dalle nostre stanze. Abbiamo avuto paura. A raccontarlo una coppia di turisti polacchi che alloggiavano al Novotel di via Ceccherini a Mestre, quando poco dopo mezzogiorno è divampato un incendio da una delle stanze al quinto piano su un edificio di 8. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco giunti da Mestre e Mira, che hanno circoscritto il rogo in breve tempo, ma il denso fumo che ha invaso gran parte della struttura ha costretto all'evacuazione. In quel momento erano 434 gli ospiti presenti, tra cui 160 minori, e alle 14 erano ancora tutti nella hall al pianterreno dell'albergo, tra divanetti e tavolini, in attesa di poter rientrare nelle loro stanze, seguiti dal personale dell'albergo che nel frattempo forniva loro acqua fresca, bibite e snack per farli sentire il più tranquilli possibile. Nessuno è rimasto ferito né ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso. Secondo una prima analisi, l'incendio di natura elettrica sarebbe stato causato dal probabile malfunzionamento della batteria di un power bank. Urla e paura nel pomeriggio in un bar di Mestre, dove un cliente di 40 anni insanguinato, brandendo un coltello, ha minacciato a morte la titolare. Hai preso il coltello da noi, coltello da noi qua. Non so cosa succede con la mia moglie, ok? Fuori hai fatto casino. Quando viene da me, perché lui, la mano già con il sangue, ok? Racconta così, ancora sotto shock per la moglie, Kyu Xiaofang per tutti Fabio. Gira ripetutamente tra le mani il coltello rubato poco prima dal lavandino del suo bar, il Jolly di via Milano, da un cliente entrato nel locale con i vestiti già sporchi di sangue che gli colava anche dalla mano ferita, sporcando anche i tavolini all'esterno del bar. Il cliente, un 40enne italiano, volto noto alle forze dell'ordine, eppure tra il quartiere. Qua, abita qua dentro, quella gente sempre fa un casino. Cliente noto anche per seminare zizzania, è entrato per minacciare di morte la moglie del titolare del bar, moglie che ora si trova sedata in ospedale a Mestre. Il fatto alle 14, tra il fuggi di chi era lì per bere un caffè, come questo cliente che ha chiesto l'anonimato. Il ragazzo era molto alterato, comunque ha cominciato a dire parole tipo: è un periodo che mi rompi le scatole, è un periodo che mi rompi le scatole, qua e là, guarda che torno, do fuoco a questo, sai, mi minacce. E dalle minacce il coltello sventolato con furia, il sangue addosso al cliente reduce da una violenta lite poco prima in Corso del Popolo, parrebbe per questioni di soldi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, con il 40enne entrato quindi al bar incolpando la titolare cinese della sottrazione del suo cellulare. Ha cominciato a discutere con la signorina del banco, la barista. Tipo mi manca il telefonino, non c'è il telefonino. Minuti interminabili di terrore, quelli vissuti dalla moglie di Kyu, che raccontava di aver avuto la sensazione il 40enne potesse colpirla con il coltello da un momento all'altro. Solo il pronto intervento delle forze dell'ordine chiamate d'urgenza ha messo fine a quei momenti di paura. Adesso un attimo compagnia da un attimo ospedale adesso, perché sento paura, perché lui è diabete e mai succede così con il coltello. Disarmato e bloccato, il 40enne è stato posto dagli agenti delle volanti in stato di fermo, con la sua bicicletta rimasta poco più là, chiusa con un lucchetto sul sagrato della chiesa di Altobello. E a Marghera, dopo le recenti violenze contro un commerciante della zona, cresce la paura e dunque cittadini e commercianti hanno deciso di scendere in strada per chiedere più sicurezza. Siamo abbandonati. Una parte che siamo commercianti, e allora vengono delinquenti a torturare noi, spaccare vetri e per consumano in giro droga vengono a lavare il nostro negozio. Se noi impediamo spaccano, danno pugni sulle vetro. Siamo abbandonati a noi stessi, dice esasperato Shilko Khan, cittadino di origine bengalese, nonché titolare di diverse attività commerciali tra Mestre e Marghera. Anche lui, insieme ad altri commercianti di varie etnie dell'area, al grido di basta violenza, basta paura, si è rivolto pure all'associazione multietnica antirazzismo. La decisione dopo l'ultima violenta aggressione sabato scorso ai danni di un giovane artigiano della comunità bengalese che ha fatto esplodere a Marghera rabbia, paura e frustrazione. Questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, urla Shil.
Noi siamo vittime di tutti. Allora noi adesso facciamo un appello anche all'associazione antirazzismo che venga a dare una mano a noi. Abbiamo anche scritto che vengono a dare una mano a noi. Questo sempre succede, sempre siamo vittime noi per gli scuri indiani, ecco. Insieme prenderanno parte a Marghera al corteo con cui la comunità chiederà a tutte le istituzioni competenti di garantire sicurezza e protezione per tutti i cittadini, senza distinzione di origine e colore della pelle. Sempre vittima noi siamo stranieri per gli scuri, ok? Noi siamo perseguitati da tutti. Quindi sempre chiama polizia. A Marghera non si parla più soltanto di reati, ma di vite quotidiane spezzate, di famiglie terrorizzate, di chi lavora onestamente e teme per la propria incolumità. Da tanti anni succede sempre così, non cambia niente mai. Delinquenti liberi, spazzatori liberi, vedete, è in pieno. L'appello alle istituzioni: non possiamo più restare in silenzio, fermiamo questa spirale di violenza prima che sia troppo tardi. Noi paghiamo tasse, facciamo attività regolarmente, mentre quelle che fanno attività abusiva casa a casa non fanno niente. E poi ci sono i furti in abitazione, ancora arresti del padovano bersagliato dai colpi. È stato quel particolare, il furgoncino Volkswagen Caddy blu visto aggirarsi in modo sospetto nel quartiere prima del furto avvenuto la notte del 14 agosto a 2 Carrare. Un dettaglio che la vittima dell'ennesima razzia in abitazione ha raccontato ai carabinieri di Abano Terme e così in poche ore sono riusciti a fermare il ladro. Grazie a questo dettaglio noi abbiamo visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza del comune di 2 Carrare, perché il fatto era avvenuto lì a 2 Carrare, con la collaborazione della polizia locale di 2 Carrare, e da lì è iniziata tutta un'attività che ci ha portato a intercettare appunto l'autore di quel furto. I militari hanno diramato la descrizione del mezzo e con l'aiuto della polizia locale lo hanno individuato ancora a 2 Carrare mentre si aggirava, forse in fase di sopralluogo. Quando il van si è fermato, poco lontano hanno bloccato il conducente mentre cercava di sbarazzarsi delle chiavi del furgoncino. Un 33enne cileno senza fissa dimora. All'interno del mezzo aperto, grazie alle chiavi che lo straniero stava gettando, sono stati trovati attrezzi da scasso e vari capi di abbigliamento e i documenti di un connazionale di 47 anni che è stato denunciato e che al momento ancora non è stato trovato. Durante gli accertamenti i carabinieri sono risaliti ad un altro furto commesso dai 2 predoni, è avvenuto poche ore prima ad Albignasego. Le videocamere di sorveglianza infatti avevano ripreso i 2 ladri mentre entravano in una casa con indosso gli stessi indumenti ritrovati nel van. I ladri, approfittando delle case vuote per le vacanze, stanno facendo razzia nella provincia di Padova. Ecco allora i consigli dei carabinieri: importante in primis azionare sempre il sistema d'allarme. Installare sistemi d'allarme e di attivarli sempre, anche quando ci si allontana per brevi momenti. Altri suggerimenti che do chiaramente sono quelli di dotarsi, se possibile, di sistemi di videosorveglianza oppure di sistemi di difesa passiva come grate alle finestre, alle porte, e soprattutto quando si va in vacanza di evitare di divulgare sui social foto che testimoniano appunto della nostra prolungata assenza dall'abitazione. In quei casi l'altro suggerimento che si dà, anche se ormai la stagione estiva volge al termine, il periodo delle vacanze, ma comunque è un suggerimento che giova darlo sempre durante tutto l'anno, quando ci si assenta per periodi prolungati, e sarebbe il caso comunque di lasciare le chiavi a un vicino o a un parente di fiducia che sistematicamente possa dare un'occhiata all'abitazione. Ora le indagini dei carabinieri proseguono per verificare l'eventuale coinvolgimento dei 2 sudamericani in ulteriori furti avvenuti di recente nella provincia. Predazioni dei lupi anche a Bassano, a farne le spese un cagnolino di una famiglia attaccato e ucciso. 6:44 del giorno di Ferragosto. Le immagini della telecamera mostrano chiaramente un lupo aggirarsi nella proprietà di una famiglia di Varrovina, frazione del comune di Bassano. In pochi istanti al primo animale se ne aggiunge un secondo. In giardino, proprio a quell'ora, esce il cane di famiglia Roy, un cocker di 7 anni. È il primo ad alzarsi e i suoi movimenti danno la sveglia a tutti. Non è il solito rumore quello che sveglia i padroni di casa. A destarli di soprassalto sono i lamenti terrorizzati di Roy. Usciti fuori si precipitano a soccorrere l'animale agonizzante che, portato dal veterinario, morirà il giorno dopo. Un dolore grandissimo per la famiglia che Roy lo aveva accolto cucciolo e lo aveva visto crescere, compagno di giochi dei figli.
Il più piccolo, 10 anni, da Ferragosto non riesce a darsi pace e non esce più di casa da solo, terrorizzato di trovarsi davanti i lupi. È l'ennesima predazione, purtroppo, con i lupi che girano giorno e notte e si spingono sempre più vicini alle case. La signora Monica, che non se la sente di parlare, ma che ci ha fornito tutto il materiale, è provata dal dolore e anche dalla paura e sconsolata ripete: cosa si sta aspettando? Che i lupi attacchino una persona, magari un bambino? Ci ritroviamo davanti anche quando camminiamo di giorno. Mio figlio non esce più di casa ed è tornato a dormire con me. Non è normale. Il nostro era un cane di famiglia. Questi animali non possono morire così. Speedline, ora il ministro Adolfo Urso ha annunciato che prossimamente sarà lanciata la gara per la cessione del sito di Santa Maria di Sala. Nelle prossime settimane, sotto la supervisione del Ministero, i commissari lanceranno la gara internazionale per la cessione del compendio aziendale di Santa Maria di Sala, che oggi conta 250 addetti e un fatturato di oltre 21 milioni di euro. È la risposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a un'interrogazione sulla situazione della Speedline, che nonostante la crisi, in gran parte autoindotta, conta su un budget che prevede 157.000 ruote vendute nel 2025, con una riduzione delle perdite del 59% nel primo semestre dell'anno. In questo quadro, secondo Urso, l'azienda rappresenta ancora oggi un patrimonio di eccellenza della filiera italiana della componentistica e possiede tutte le caratteristiche per risultare attrattiva agli occhi dei futuri investitori. E per questo, continua, come Ministero auspichiamo manifestazioni di interesse da parte di investitori industriali, con un piano credibile per valorizzare il potenziale del marchio e rilanciare lo stabilimento, con il contestuale incremento delle capacità produttive e dei livelli occupazionali. In presenza di piani affidabili, il governo non farà mancare il proprio sostegno, mettendo in campo tutti gli strumenti e le risorse disponibili. Giugno 2025 con un segno positivo più 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno passato per quanto riguarda le presenze turistiche in Veneto, invertendo così la tendenza negativa del primo semestre. Il dato è stato diffuso da Federalberghi regionale. Le presenze complessive nel primo semestre hanno raggiunto quasi 28 milioni, meno 2,3% rispetto al 2024, ma più 300.000 unità sul 2023. Le diminuzioni hanno interessato maggiormente i turisti stranieri rispetto a quelli italiani, meno 1,6%. Tra i comprensori la montagna segna un più 6,6% di presenze rispetto al primo semestre 2024. Il mare, dopo un avvio di stagione sottotono, ha registrato a giugno un incremento di quasi il 16%. Per il lago, con diminuzione semestrale del 4,5%, ha presentato una ripresa sul finire della primavera, più 15%. Le presenze semestrali nelle città d'arte e nelle terme segnano rispettivamente meno 2,5% e meno 3% e hanno beneficiato della controtendenza di giugno e dunque più 2,2 per le città, più 2,6 per il complesso termale. Al Palaverde oggi l'avvio della nuova stagione dell'Imoco Volley in attesa del ritorno delle nazionali e di coach Santarelli impegnati in Thailandia con i mondiali. Vincere non ti, come si dice, annoia mai. Parola di Capitan Voloz al Palaverde con le compagne, veterane e volti nuovi, con cui la Prosecco Doc Imoco Volley difenderà nella stagione 2025-2026 il titolo di campione d'Italia ed Europa. Prima parte della preparazione atletica in attesa del ritorno delle nazionali impegnate nei mondiali in Thailandia, come pure mister Daniele Santarelli alla guida della Turchia. Ma chi ha già vinto tutto, che obiettivi si dà? E adesso cerchiamo di rifarlo ancora, non c'è mai limite, diciamo. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso degli anni scorsi, lavoreremo come gli anni scorsi per ottenerlo, sarà difficile come sempre. Però questa società ci ha sempre dato la possibilità di poterci esprimere al meglio e di poter pensare veramente solo alla pallavolo e ci ha sempre messo nelle condizioni migliori, quindi sono fiduciosa. Lo sappiamo bene che tutti ci vogliono battere, però noi dobbiamo fare ancora di più. Questa è la nostra idea, di fare ancora di più perché altre
cioè si sente già l'aria sulle spalle. Le Pantere hanno fame di nuove vittorie, dice Voloz, alla 9ª stagione in maglia giallo-blu. Anche quest'anno l'inserimento in squadra di compagne giovani e motivate darà freschezza e nuovo slancio. Il palazzetto mio è familiare, conosco lo staff, per me è bellissimo anche tornare in questa città che quando ero piccola non ero riuscita ad apprezzare pienamente, però adesso sono pronta per fare un bel anno pieno. Tra gli inserimenti più significativi la palleggiatrice americana Jenna Ewert. Lei è molto competitiva e la prima cosa che vuole mettere in campo a disposizione della squadra è questo senso di competitività, voglia di vincere. Una squadra costruita tassello dopo tassello dai due presidenti Pietro Maschio e Piero Garbellotto per rimanere ai vertici mondiali. L'anno scorso si sono allineati tutti i pianeti, come Prosecco Doc Mocavoli siamo contentissimi, ma vediamo di ricominciare panciatare a lavorare da buoni veneti. Partiamo con grandissimo entusiasmo e come dice spesso il nostro capitano Voloz, la nostra bandiera del Gennaro, la migliore in moco è quella che deve ancora venire. Un'ultima notizia prima di chiudere, legata naturalmente al mondo dello sport. Questo è il sito del Calcio Padova, listato a lutto per la morte di Bruno Rocco. Si è spento all'età di 85 anni il figlio del mitico Parò Nereo Rocco, scomparso a sua volta nel 79. Era nato nel 1940 a Napoli. Bruno Rocco custodiva i segreti e i racconti di suo padre, scrive nel sito il Calcio Padova. Ha avuto un passato di calciatore e poi di dirigente della Triestina Calcio, con la società biancoscudata che si stringe attorno ai familiari e agli amici di Bruno in questo momento di dolore. Era l'ultima notizia, io vi lascio alle previsioni del tempo e a seguire all'edizione di Venezia. Arrivederci.